Terza corsa di questo convegno del 18 maggio all'Ippodromo Arcoveggio. È il premio Thailand, una moneta di 7.700 euro, una corsa condizionata per femmine europee di 3 anni, vincitrici da 1.000 a 8.000 euro in carriera. Una corsa sul miglio, quindi la macchina raccoglierà le concorrenti nella retta delle scuderie. Andiamo a leggere il campo dei partenti, andando a evidenziare i favori netti del pronostico per I Am Comet, che parte con il numero 1 ed è guidata da Manuel Pistone, con il numero 2 Imu Rosa Francesco Facci, col 3 Indianapolis DVS Pietro Gubellini, Isolde Gad con il numero 4 Maurizio Visco, col 5 Roberto D'Alessandro interpreta Ice Girls Life e col numero 6 Ines Mami con Davide Cangiano. I cavalli si stanno allineando, il numero 6 è un po' discosto dall'ala, gli altri sono perfettamente invece già appoggiati alle ali dell'autostart, che mano a mano prenderà velocità e darà il là alla corsa. Si entra nella retta delle tribune, ha definitivamente rinunciato alla partenza sulla posizione numero 6, anche il numero 4 di Isolde Gad. Ce la giocano Indianapolis DVS e I Am Comet come previsto. I Am Comet tiene tutto dentro, sbaglia invece Indianapolis DVS, quindi rimane in seconda posizione Imu Rosa. A Numero distanza 3 ci Indianapolis sono gli altri DVS concorrenti guidati da Ice squalificato. Girls Life, che è riuscita a prendere la terza posizione. 14-1 per una partenza comunque svelta, quella interpretata da Manuel Pistone su I Am Comet, che ha una lunghezza di vantaggio su Imu Rosa, che ha preso una partenza decisamente un po' più blanda. Quindi Ice Girl Life in terza posizione, siamo ai 400 metri, 29,6 il tempo complessivo per questa prima parte del percorso, e il gruppo è sgranato, sono in 5 uno dietro l'altro, quasi tutti divisi da una mezza lunghezza, con una piccola frattura tra il secondo e il terzo. 600 metri andati via in 45,6, si rimane più o meno su quell'andatura lì quando appunto si arriva davanti alle tribune, e I Am Comet solidamente nelle mani di Manuel Pistone precede Imu Rosa, terza posizione per Ice Girl Life, poi abbiamo il 4 di Isolde Gad, 800 metri in 1 minuto e 9 decimi. Si entra nella piegata, la penultima per questa corsa, ed è sempre al comando I Am Comet, che gradua a suo piacimento e arriva al chilometro in questo momento in 1:16,1. Imu Rosa rimane appostata dietro di lei. Un po' più indietro abbiamo Ice Girl Life, più discoste le altre con Isolde Gad, che prova a difendersi dal rientro di Ines Mami, e arriviamo agli ultimi 400 metri, 14,4 la retta delle scuderie, e aumenta l'andatura ancora le falcate I Am Comet per tenere distante quello che è l'avversario che rimane, che è Imu Rosa, era dichiarato fin dal via, e stiamo per concludere la curva e dare il via a questo match degli ultimi 200 metri tra il numero 1 e il numero 2. Entra in testa con 14,6 per la curva I Am Comet, è leggermente in flessione, ci prova Imu Rosa ci prova fino all'ultimo momento, ma Manuel Pistone difende la sua prima posizione, quindi porta a casa la vittoria. 1:14,3, 1:59,5 per vincere questo premio Thailand per questa figlia di Muscle Hill e Comet Darsh della scuderia dell'azienda agricola Biasuzzi, e per Edwin Lagas, appunto interpretata da Manuel Pistone, che precede il numero 2 di Imu Rosa. E andiamo a vedere per la terza e la quarta piazza allo slow motion, vediamo comparire il numero 5, poi il numero 6 e poi il numero 4.